Assessore Pan, un progetto sperimentale sulle risorse ittiche in Laguna di Venezia. Quali le proposte concrete? Sì, oggi qui a Expo Acque di Venezia viene presentato insieme a tutte le categorie, alle cooperative, agli imprenditori della pesca della Laguna di Venezia questo progetto che va verso il mantenimento di questo importante settore all'interno della Laguna di Venezia e naturalmente è un progetto che vedrà nel futuro un nuovo allevamento di questi tipi di molluschi, quindi delle vongole, che porterà naturalmente alle nostre imprese presenti in laguna una nuova capacità di prelievo e naturalmente un ritorno economico importante e un mantenimento di questa tradizione che per la storia della Laguna di Venezia è un importante tassello. Quali sono state le richieste oggi? Sì, le richieste naturalmente alla Regione, quella della sua presenza, e ho confermato che comunque tutte le nostre strutture della pesca e dell'agricoltura della Regione Veneto saranno presenti a sostenere le nostre imprese in questo importante e innovativo progetto.